È purtroppo l'incubo della guerra che torna ad aggirarsi in questi giorni sul Mediterraneo. Di estrema attualità pertanto il convegno sugli effetti di un possibile sterminio nucleare che si sta svolgendo a Padova. Lo ha seguito per noi Delfo Timperger. In epoca nucleare non ci può essere un uso giusto della forza perché non c'è giustificazione di fronte all'olocausto totale. È iniquo pertanto anche chi per difendersi, come suggerisce il progetto Guerre Stellari, fa ricorso alle armi dello sterminio. Parole che hanno echi di avvertimenti in questi giorni di crisi mediterranea. Sono state pronunciate all'Istituto di Biologia dell'Università di Padova nel corso del convegno scientifico sugli effetti della guerra nucleare promosso dai medici italiani impegnati nella prevenzione di tale irreparabile disastro. 2000 soci, tutti affiliati all'Organizzazione Mondiale Premio Nobel per la Pace, fondata da due scienziati, l'americano Bernard Love e il sovietico Eugenio Sazov. L'ipotesi nucleare è considerata quale ultima delle epidemie e come contro la peste e il colera l'unica cura possibile è la prevenzione. L'impegno dei medici parte da questo convincimento, come dice anche il professor Alberto Magliani dell'Università di Milano. Sì, perlomeno i medici che vogliono garantire la qualità della vita nella sua interezza. Certo, i medici da soli potranno fare ben poco, vogliono soltanto favorire il nascere di una consapevolezza cosmica, planetaria, una consapevolezza che si centri sul fatto che l'uso della forza oramai è impensabile. Non possiamo più pensare al nemico come qualcosa da distruggere. L'uomo ha sviluppato queste tecnologie onnipotenti, però la sua testa è rimasta quella dell'epoca della pietra. L'uomo deve coesistere con l'altro uomo. Quindi il mondo futuro si baserà sulla pietas, su un diverso concetto del nemico, che è una persona con cui vivere, con cui parlare, perché o coesistiamo tutti o periremo tutti. Questa è la realtà. Molti, i giovani nell'aula del convegno, non per niente rappresentano quel domani che lo sterminio atomico minaccia di cancellare e proprio di fronte ad essi i vari oratori hanno esercitato la funzione di cura preventiva contro il nucleare, illustrando anche attraverso una mostra, uno dopo l'altro, tutti gli esiti esiziali della guerra totale. Occorre eliminare tutte le armi dello sterminio, hanno detto, bloccando la loro proliferazione perché è antistorico affermare che per difendersi bisogna armarsi. In nessuna epoca, infatti, tale deterrente ha funzionato.